Prima di cominciare con la presentazione del primo libro vorrei dare qualche informazione, che abbiamo avuto 2 esposizioni di mostre, una di fotografie che sarà di Rosa Giovanna Gallucci e sarà, diciamo, la fotografa di cui parleremo subito dopo la mia presentazione, e poi abbiamo un artista, una pittrice in arte Lolisa, che è Lorena Abbiatici. Vi vorrei dare qualche notizia sul suo conto. Allora, lei è d'origine italoamericana, è nata a Buenos Aires, però di genitori italiani. Le sue radici sono nel comune di Badolato, lo potete vedere lì in fondo. Allora, è una graphic designer, artista visiva ed artista performativa. Prende come soggetto di lavoro l'interdisciplina tra la musica, il cinema, la fotografia, il teatro, la danza, la poesia, il corpo come narratore di mondi. La natura sempre presente, il mondo del sogno e il mondo interno ed emotivo. Quindi nelle sue opere ci sono tantissime cose, vero Lorena? Lavora principalmente con china, questa come tecnica di lavoro, con acrilici, acquerelli, cartoncini e gessetti pastello, a seconda del mezzo e di ciò che lei vuole esprimere, quello che, come dire, la sua sensibilità le detta. Allora, il tema della mostra è connettiti con i mondi che ti abitano, e quindi vuol dire proprio veramente questo rapporto, capacità di essere in rapporti e di ascolto con se stessi. Confida nell'arte come bellissimo strumento per comunicare con la propria anima, ascoltare in silenzio, fermare per un attimo il tempo e vedere oltre ciò che vediamo. E questo è importante, andare oltre lo sguardo di quello che c'è davanti per riuscire a sognare e anche a progettare il futuro. E quindi questa è la nostra Lolisa. Chi non l'ha vista questa mostra, veramente credo che sia un piacere visitarla. Allora, l'altra informazione che vi do è che ogni sera abbiamo i nostri 2 presidi culturali di Soverato, che sono: la prima sera abbiamo avuto la libreria Incontro, ieri ed oggi abbiamo la libreria Non ce ne sa che leggere, che ci portano i libri delle scrittrici che presentiamo, e questa sera abbiamo anche quello che invece è il libro della Biblioteca delle Donne, che poi sarà la seconda presentazione. C'è il banchetto, quindi chi voglia, chi viene stimolato dalla curiosità, dalla voglia di conoscere da vicino, diciamo, questa scrittura che noi promuoviamo alla conoscenza, può avvicinarsi al banchetto e magari anche acquistare i libri. Allora, adesso io passo la parola per la presentazione del prossimo libro, che è La donna e la fotografa, Rosa Giovanna Gallucci. In questi giorni veramente è stato moltissimo l'interesse anche di persone che sono passate, magari non si sono fermate per ascoltare, però hanno mostrato un grande interesse verso queste fotografie, e grande è stata l'ammirazione e l'apprezzamento. Noi l'abbiamo incontrata per caso, io appunto è uno di quegli incontri casuali che mi sono fatta sfogliando il catalogo della Rubettino, e ho visto questo libro, ho visto questa fotografa di Mammola, ho detto ma questa è una cosa che si può fare, quindi mi sono messa in contatto con Wanda, e questo contatto ci ha permesso di averla qui come nostra ospite. Lei è la figlia della fotografa che presentiamo, e di avere qui anche le loro, diciamo, una parte, perché l'archivio è abbastanza grande, una parte qualcuna, possiamo dire, delle foto della madre, che però ci permettono di apprezzare da vicino la qualità veramente alta della fotografia di questa donna, no? Buonasera, io volevo ringraziare proprio la Biblioteca delle Donne e segnatamente la Presidente Maria Procopio per avermi offerto questa opportunità. Io forse non avrei avuto l'occasione di imbattermi nella storia di questa fotografa calabrese, di Mammola. Magari sarebbe capitato, magari no, ma è una storia che mi ha coinvolto profondamente e credo mi abbia arricchito. Consiglio a tutti di leggerla. E questa donna, Rosa Gallucci, fotografa a partire ufficialmente dal 1936, se non sbaglio, anche se aveva avuto già delle esperienze fotografiche insieme al fratello. E sono anni questi in cui le fotografe sono pochissime. Oggi il numero di fotografe donne ha superato quella degli uomini, almeno mi dicono così, ma allora
le donne che fotografavano erano veramente poche. Perché? Perché il materiale per fotografare era molto costoso, perché c'era questo approccio alla tecnologia che non era molto vicino a quella che era il tema dell'operatività femminile all'epoca, perché ci voleva tempo e le donne avevano tempo sì, ma non da dedicare a queste cose. Esistevano sì delle fotografe famose, per esempio, per citarne qualcuna, Margaret Bourke-White, oppure Gerda Taro, oppure Tina Modotti, ma erano fotografe che si affacciavano alla scena internazionale. La fotografa di cui parliamo, cioè Rosa Gallucci, vive, opera e lavora esclusivamente a Mammola, che è un paese, come sapete tutti, dell'entroterra calabrese, nella provincia di Reggio. Un paese dell'interno in cui si viveva, forse in parte si vive, per regole sancite e non scritte, regole che riguardano soprattutto le donne e che comunque la nostra fotografa con grande equilibrio e con grande capacità riesce in un certo senso a conciliare con la sua attività di fotografa in una maniera veramente rocambolesca, direi incredibile. E Rosa quindi non si muove da Mammola, continua a lavorare lì e riesce ad essere fotografa, a manifestare la sua tecnica, la sua abilità e la sua arte, anche se come forse sapete la qualifica di arte alla fotografia è tardiva, cioè dovremmo arrivare all'avanzato Novecento perché sia considerata arte. Era così una pratica sociale, le fotografie si facevano perché servivano, perché erano utili. E comunque da Mammola lei riesce a cominciare questa attività che le sarà compagna per tutta la vita. Io nel leggere questa biografia, in tutto il percorso della lettura, ho ritenuto che si trattasse di una biografia romanzata, perché il punto di vista di colei che scrive non era chiaro, quindi non mi chiedevo quale fosse il punto di vista da cui partiva l'osservazione. E poi con un colpo di scena anche simpatico, scenicamente simpatico, alla fine, proprio all'ultimo rigo dell'ultimo paragrafo del libro, c'è la rivelazione: chi scrive è figlia della protagonista. E allora tutti i tasselli della storia vanno al loro posto e si legge tutto nell'insieme la problematica di questa fotografa raccontata dalla figlia, e si capisce come mamma e figlia abbiano subito questa incredibile fascinazione da parte della fotografia, siano rimaste entrambe legate a questa storia, perché poi la nostra scrittrice, che io ho avuto modo in questi giorni di conoscere telefonicamente, ma con la quale è nata, direi, una certa simpatia sul filo della fotografia, che è una cosa che appassiona entrambe. Allora, Wanda Zavaglia è presidente dell'Associazione Culturale Valore Immagine, ha tenuto corsi annuali di fotografia all'Istituto Tecnico Commerciale Pertini di Roma dal 1997 ai primi anni 2000 ed ha curato delle mostre. Una è Un passato vicino e lontano, l'altra è Il ritratto di un paese di migranti, entrambe tenute a Mammola, quindi nel nome della sua mamma. Questa nel 2000 e nel 2022 è Architettura antropologica di un microcosmo, tenuta al Museo Nazionale d'Abruzzo del Castello Cinquecentesco dell'Aquila nel 2004. Quindi ecco, anche la vita di Wanda è stata segnata da questa esperienza fotografica della mamma, che indubbiamente ecco, ne ha costruito l'identità personale e nei termini di ricerca anche personale. Questo libro è breve, è piccolo, ma è denso, nel senso che ha un alto peso specifico, perché è pieno di notizie, di dati, di fatti personali, e che travalicano la storia personale per situarsi in un panorama più ampio, che è quello, chiamiamolo, antropologico della realtà calabrese, perché questo libro ha grosso modo 3 registri secondo cui può essere letto. Il primo è quello, sì, chiamiamolo antropologico sociale, che racconta questa realtà di Mammola di quegli anni,
non credo più di questi, anche se questo tipo di cultura segna molto i luoghi, in cui ci sono queste regole non scritte ma rigidamente osservate da tutti, e in cui anche le gerarchie sociali sono molto rigide, molto ferme e fisse nel tempo e non scardinabili. E Wanda, voglio dire, la mamma di Wanda, Rosa, non intende scardinarle. Nonostante questo riesce a essere fotografa nella pienezza delle sue funzioni, anche artistiche, in questo paese così al di fuori dal contesto internazionale. L'altro registro secondo cui si può leggere questo libro è quella proprio la storia al femminile di Rosa. Ti confondo con tua mamma, ma è normale. E questa di Rosa, e perché Rosa ha una storia femminile vissuta secondo la tradizione, è figlia, moglie, mamma, e rispetta tutti i suoi ruoli perfettamente, ma cova dentro di sé questa esigenza espressiva che non frenerà e che sarà parte in causa della sua storia poi. E la terza istanza è quella secondo cui si può leggere questo libro, è proprio quella della fotografia. Fotografia narrata attraverso l'esperienza dello scatto, l'affascinante esperienza dello scatto e la quasi magica esperienza della camera oscura che Rosa pratica per molti anni senza mai cambiare modalità, sempre inseguendo un suo ideale di bellezza e di analisi sociale. È vero, siamo in una mammola con dei rigidi schemi sociali che non vengono mai prevaricati, c'è il don, il signore, il mastro, l'inqualificato, ma la sua analisi fotografica supera tutti i vincoli sociali che ci sono e guarda diritto negli occhi la persona per com'è. Quindi leggere questo libro e affrontare tutte queste tematiche che nel contesto poi si sovrappongono e ricorrono fino a formare un quadro molto articolato di quello che è l'insieme della storia. Rosa è essenzialmente comunque una ritrattista, e il ritratto nell'ambito fotografico è un genere particolare di fotografia, perché ha una tematica non sovrapponibile alle altre, e il ritratto poi anche la modalità per cui la fotografia riesce a entrare con tanta velocità e tanto capillarmente nell'ambito sociale prima di tante altre forme fotografiche, perché il ritratto serve. La fotografia, prima di essere arte, prima di essere riconosciuta come arte, è pratica sociale. E il ritratto, la rappresentazione fisionomica delle persone e l'identità. Già nel 1931 è obbligatorio che i documenti, le carte d'identità e i passaporti abbiano la fotografia formato tessera, e così diciamo la connotazione fisica si lega all'immagine, l'identità delle persone diventa riconoscibile, è un momento importante, proprio un momento socialmente importante, e la fotografia è molto richiesta. Non solo, c'è l'emigrazione, e quindi tutti quelli che sono lontani vogliono mandare le fotografie ai parenti che sono partiti, a quelli che sono rimasti, per confermare come sono cambiati, per confermare uno stato sociale raggiunto, per segnalare una nascita, un cambiamento. E poi ci sono le fotografie da mettere sulle tombe. Ecco, la rappresentazione dell'identità, ripeto, ancora prima di diventare arte, è pratica sociale ricorrente e importante. E segnatamente Rosa, che forse non sa nemmeno di essere un artista, poi ne parleremo con la figlia, si produce in tutta questa rappresentazione di fisionomie. Vanno da lei tutti, perché lei per un po' di anni, dal 36 al 51, me lo confermi, è l'unica fotografa che c'è, l'unico fotografo, non ce ne sono altri a Mammola. Dopo il 51 ne avverranno altri. C'è addirittura, scrive Wanda, ci sono addirittura persone che non sanno che non riconoscono che a Mammola, essendoci lei, c'è un fotografo, perché dicono no, c'è una fotografa, non è un fotografo,
quindi non è un fotografo, è una donna che fa fotografie, quindi non riconoscono in lei l'identità del fotografo. Poi arriveranno a Mammola degli altri fotografi che, e in questo lei ubbidisce alla tradizione, che diciamo usciranno fuori dal paese e faranno fotografie a matrimoni, a feste. Lei invece è condizionata da questo suo modo di essere donna calabrese e rispettosa delle tradizioni fino in fondo. Continuerà a fotografare in casa, nel suo studio, nel suo giardino, senza muoversi, e produrrà gli eccezionali ritratti che voi potete vedere nelle fotografie che ci sono qui dietro a noi. Questa è un'altra cosa importante, perché fare un ritratto vuol dire non semplicemente fare uno scatto guardando una persona negli occhi, ma vuol dire far scattare in questa persona qualche cosa che ne palesi l'anima. Cioè deve riuscire un solo scatto a rappresentare qualcosa di più della semplice fattezza fisica della persona. Ci deve essere quindi, ed evidentemente Rosa aveva trovato la chiave per questo, una modalità per entrare in partecipazione emotiva, in empatia col soggetto. E vediamo, noterete anche questo, che lei naturalmente ci riesce soprattutto con le donne. Con le donne si crea un sentimento di complicità che è bellissimo riconoscere. Poi guardatevi le foto e fate questa notazione diretta. E comunque lei, anche quando non riesce a creare questo sentimento di empatia, perché qualche volta forse è impossibile, è sempre in grado di provocare l'astante, in modo tale che egli riveli attraverso uno sguardo, un sorriso, una posizione, qualcosa di sé, qualcosa che lo identifichi al di là di quella che è la fisionomia. Allora, una brevissima nota sui tempi di questa storia, che comunque va letta. Il fratello Nicodemo fa il fotografo dal 27 al 30 per volere del padre di Rosa, e poi lascerà la fotografia. Interverrà l'altro fratello, Pietro, che però morirà dopo 4 anni, e tutti e due questi fratelli che hanno fatto i fotografi quindi non continuano la fotografia. È strano a dirsi, il padre di Rosa, Don Peppino, che tradizionalmente non avrebbe mai accettato che una figlia svolgesse un lavoro, a un certo punto decide che è lei che dovrà continuare a fare la fotografa. E allora lei, qui riporto una frase che ha scritto Wanda e che è bellissima, dice di Rosa: non era stata una sua idea, non disse no perché non poté e non seppe, e perché non volle. Cioè in quel momento le due volontà, quello del padre e della figlia, si uniscono in un'unica volontà, e lei riesce a essere interprete della tradizione di Mammola, quindi rispettando la tradizione di Mammola, perché lei non sarà un antagonista del padre, ma ne rispetterà la volontà, però riuscirà a fare la fotografa perché il padre è quello che vuole e lei non si oppone perché non lo vuole, perché praticamente le due esigenze collimano. E io a questo punto ho fatto una sintesi di quella che può essere il libro, che chiaramente così, la mia è una sintesi molto parziale. Vi invito a leggerlo perché vi permetterà di approfondire tutti questi argomenti. E adesso passo ad una serie di domande che ho preparato per Wanda, immaginando di interpretare quelle che erano anche le domande che avreste fatto voi. Poi naturalmente credo che potrete chiederle anche direttamente. Vediamo un po' dove me le sono segnate, un momento. No, ce l'ho, l'avevo perso ieri. Allora, le domande sono poche e sono abbastanza dirette. Una è questa: quando si è bambini, i genitori sono i nostri unici modelli e il loro modo di essere ci appare l'unico possibile. Non siamo critici quando siamo piccoli nei confronti dei nostri genitori. Poi li poniamo a un certo punto a confronto col resto del mondo. Come quando ti sei accorta che tua madre era diversa dalle altre mamme e speciale. Mi vengono in mente 2 episodi. Il primo era un pomeriggio d'inverno e io ero nel giardino di casa dove appunto mia madre aveva la sala di posa, e è arrivata lei con un signore, con un cliente, e era un uomo timido
e ho visto che mia madre, dialogando con lui, con la sua affabilità, gentilezza, è riuscita piano piano a levargli le preoccupazioni e lui si era serenato. È venuto fuori un bel ritratto e in quel momento io ho pensato che mia madre fosse speciale. E poi un altro episodio mi viene in mente, scusate, mi sono emozionata come tu hai letto delle cose. Mi fa piacere. A me no. È giusto. Cioè mi fa piacere, però non in questo momento. No, guarda, l'emozione è sempre bella, è giusto. E mentre nel primo episodio io avevo 10 anni, nel secondo ce ne avevo 52 e mia madre aveva 84 anni. E mi ricordo quando è entrata al Castello Cinquecentesco dell'Aquila per vedere la mostra Carlucci. Vicino, tieni vicino. La mostra delle foto Carlucci. Sembrava, aveva la modestia di una donna semplicissima e nello stesso tempo aveva un che di regale. Ecco, e in quel momento mi sono accorta che era speciale, anche in quel momento. La mostra era curata dalla dottoressa Anna Imponente, che era allora sovrintendente dei beni culturali dell'Abruzzo. E ne ho un bel ricordo. Allora, un'altra domanda che mi viene in mente: come era considerato il lavoro di tua madre dai mammolessi, i suoi contemporanei? Era guardata con ammirazione o con sospetto? E oggi come la ricordano? Guarda, io vorrei risponderti leggendo una pagina. Sì. A pagina 9 del libro io scrivo di mia madre, dei suoi primi anni, di come ha affrontato nei primi anni la fotografia, del suo imbarazzo nello scattare, nel porsi di fronte ai clienti. E allora ho scritto così: nei primi tempi Rosa provò imbarazzo. Vuoi leggere tu, Maria Luisa, fino a qui, sì. Nei primi tempi Rosa provò imbarazzo. Si vergognava anche di doversi piegare e imbacuccare sotto il manto nero per mettere a fuoco. Non era questo che una ragazza attraente di 16 anni sognava o si aspettava dalla vita a Mammola. Inoltre una signora non avrebbe dovuto avere dimestichezza con chi che sia, e invece Rosa doveva trattare e avere confidenza con tutti. Sarebbero dovuti passare i mesi e gli anni, molti scatti e molti complimenti, prima che quella vergogna si trasformasse in fierezza e la curiosità del cliente diventasse più che altro ammirazione o abitudine e indifferenza, e la necessità diventasse strumento di libertà e di realizzazione, di compiacimento e orgoglio, di pienezza di vita. Quindi ecco, curiosità e poi ammirazione e poi anche indifferenza. Quindi c'è stato di tutto? Sì, c'è stato di tutto. Certo. Da quello che ho letto e che mi hai riferito, tua madre riusciva a gestire i ruoli di madre, donna di casa e quello di fotografa con abilità ed equilibrio. L'hai mai sentita lamentarsi per l'obbligo di questo doppio ruolo? Mai. È vero che aveva un cordone di aiuti, la madre, cioè mia nonna, aveva delle cugine che l'aiutavano a crescerci, a crescere noi bambini. E poi aveva una signora che si chiamava Mara Annunziata che l'aiutava in casa, quindi aveva un cordone di ausilio. Però non l'ho mai sentita lamentare, proprio mai. La fotografia ha subito una lunga latenza prima di essere qualificata come arte. Tua madre aveva coscienza di essere un'artista? Io penso che in fondo sì. Bene. Mi ha ripetuto varie volte una frase che le ha detto un cliente una volta avuto il suo ritratto dalle mani, una volta che mia madre insomma, gli ha consegnato la fotografia e le ha detto: Donna Rosetta, per la fotografia siete un asso. E lo ricordava questa frase ogni volta che era contenta di un suo lavoro. E poi la seconda parte della domanda, mi ricordo una frase di una ragazza di Mammola, ragazza degli anni '80, si chiama Rina Gulluni,
E Rina Pulluni mi ha detto una volta che ricorda la gentilezza della fotografa e il rispetto. E ha continuato dicendo: ci accoglieva sempre con il sorriso. Bello, per ricordo. C'è un ragazzo di Mammole emigrato in Germania, ho avuto modo di sentirlo tramite Facebook e lui mi ha detto che si ricordava del manto nero della macchina fotografica e della borsetta bianca che mia madre ha prestato alla sua mamma per la fotografia. Sì, per dire, insomma. Sì, perché poi lo leggerete nel libro. Sono ricordi affettuosi. Sì. Lo leggerete nel libro. Sua mamma prestava i suoi oggetti. Sì, anche qualche abito. Anche qualche abito, quando riteneva che alla logica della fotografia serviva. Sì. Lei aveva tutto un corredo di cose da... Sì, aveva qualche oggetto per i bambini pure. E sì. Soprattutto qualche abito, perché a volte l'abito della cliente non le piaceva a livello di colore, perché lei doveva ottenere nella foto determinate tonalità di grigio e quando l'abito non corrispondeva allora lei prestava qualcuno dei suoi. Infatti ho varie foto di ragazze che posano con la stessa giacca, che era una giacca di mia madre, era una giacca a quadri, si vede che le piaceva la gradazione di grigio di quella giacca e la prestava. Si vede che era fotogenica, quella Sì, si prestava a quello che voleva ottenere. Allora, Wanda, qual è un motivo valido per leggere questo tuo libro? Beh, io ne troverei tanti, ma comunque dillo tu. Immodestamente io ne troverei vari di motivi, però ve li risparmio, ve ne dico qualcuno. Il primo è che questo libro dovrebbe essere letto da chi ama la fotografia, anche da chi usa il cellulare per scattare come se fosse una fotocamera, insomma da chi è stato qualche volta o desidererebbe stare dietro un obiettivo. Infatti ai capitoli biografici, più strettamente biografici, si alternano capitoli che io definirei di tecnica fotografica, ce n'è qualcuno proprio, il secondo ad esempio che riguarda lo scatto, tutto un capitolo sullo scatto. Lo scatto è un momento, però lo scatto è un momento, però sul libro occupa non so se 3-4 pagine, insomma, sono sempre poche, però per descrivere un momento mi sembrano tante. Poi c'è il quarto capitolo che riguarda lo sviluppo del negativo, e quindi il lavoro di camera oscura, e poi il ritocco sul negativo e la stampa. Ecco, è vero che tutto questo è presentato come pensiero e come esperienza della protagonista del libro, però nello stesso tempo riguarda qualsiasi persona che sia anche solo curiosa della fotografia, di una macchina fotografica, di un obiettivo. E poi, per ultimo, che cosa caratterizza secondo te la fotografia di Rosa Gallucci? Domanda difficile questa. No. Sei preparata? Sì. Lei ha una sua tecnica sicuramente e una sua cifra stilistica. Innanzitutto fotografa solo a luce ambiente, cioè la luce naturale, la luce del sole, insomma, quando il sole non c'era però, cioè la luce del giorno, come vi devo dire, come gli impressionisti, insomma, en plein air. Non ha mai usato una lampada artificiale. E questo è originale, cioè non ce ne sono molti di fotografi che hanno fatto questo. Cioè uno che fa la fotografia come mestiere, le lampade le adopera e lavora in un ambiente chiuso, magari dove non c'è neanche una finestra. Invece lei scatta in un giardino, sotto una tettoia e davanti a uno sfondo srotolabile. Insomma, all'aria en plein air, come vi devo dire. E questo è il primo dato, che è tecnico ed è estetico nello stesso tempo. Poi lei ama il chiaroscuro,
ama una luce non diafana ma corposa. Insomma, a lei piaceva quando nella fotografia vedeva qualcosa che sembrava potersi toccare con le mani, plastica, qualcosa di plastico, di scultoreo, che vi devo dire. Il disegno ha 2 dimensioni, no? La scultura ne ha 3. A lei piacevano le foto che, pur avendo solo 2 dimensioni, sembrassero averne 3, fossero plastiche, come dire. E poi, che vi devo dire, amava alcuni schemi, tipo la mamma col bambino seduta, che richiamava molto, almeno ai miei occhi, lo schema pittorico della Madonna con bambino. Poi, che ne so, aveva anche sto cliché che ritraeva delle ragazze con un giornale arrotolato in mano, perché non le piaceva che queste ragazze tenessero le braccia pendule lungo i fianchi, e quindi dava loro qualcosa da tenere in mano. Poi c'è la foto degli sposi in abito matrimoniale a tutta persona, poi c'è la foto della famiglia il gruppo di famiglia con i genitori al centro, poi c'è il mezzo busto dell'uomo che guarda spavaldo di 3/4 in forte chiaroscuro. Insomma, aveva dei suoi schemi. E ultimamente ho notato alcuni schemi compositivi dei gruppi che a lei piaceva usare. Uno è la diagonale, qui ne abbiamo un esempio. Eccolo lì. Ecco, la diagonale, quella io la chiamo diagonale. Un altro schema compositivo nei gruppi era la curva, e addirittura la doppia curva. Nel libro a pagina 81 c'è un esempio di doppia curva. Vi spiego che voglio dire. Per creare queste linee, diciamo, linee ideali ovviamente, usava l'altezza dei soggetti, li disponeva a seconda della loro altezza, e lì è visibilissimo. Per le curve, che ne so, metteva al centro la mamma, ad esempio in un gruppo di famiglia, madre con bambini, al centro la mamma, ai lati i 2 figli più alti, poi accanto gli altri 2 più alti a scalare, e poi davanti ce ne metteva gli altri che rimanevano, perché c'erano tante famiglie numerose a Mammola negli anni 40, 30, 40, 50, ha lavorato fino ai primi anni 80. E così effettivamente, se uno immagina una linea ideale, se uno immagina una linea che passa attraverso le teste di queste persone, veramente viene fuori la diagonale qui, la curva e la doppia curva in altre foto. Sul libro c'è a pagina 81, c'è quello che intendo io per doppia curva, anche se non è, credo, quello che lo può esemplificare al meglio, però sì, c'è una specie di curva con la gobba in alto e la curva con la gobba in basso, insomma, quello intendevo dire con tutte quelle parole magari poco chiare. E poi ancora stavamo parlando della cifra stilistica, usò sempre il bianco-nero, sempre, anche quando negli anni 80 le foto a colori erano diffusissime, ce le avevano pure i fotoamatori, per non parlare dei fotografi di mestiere. E sì, anche quando nel paese gli altri 2 fotografi che c'erano usavano normalmente, proprio ed esclusivamente il colore, lei ha continuato col bianco-nero, perché forse le piaceva, non sappiamo, comunque è rimasta proprio ancorata al bianco e nero. Poi ancora, che mi può venire in mente su tecnica e stile, vi dico questo: qualcuno di voi sarà un fotoamatore, o almeno qualcuno di voi possiederà una macchina fotografica. Ora, nei primi anni in cui ha lavorato questa signora Rosetta Gallucci, era molto meno attrezzata di un fotoamatore analogico di oggi, analogico, cioè non parlo di foto digitale. Aveva nella camera oscura 3 bacinelle per i liquidi fotografici, lo sviluppo, l'acqua e il fissaggio, e poi aveva esclusivamente, oltre queste 3 bacinelle,
le scatole con i negativi vergini non scattati e la carta sensibile. La carta fotografica si chiama sensibile nel senso fotosensibile, cioè sensibile alla luce. Non aveva il bromografo. Il bromografo è uno strumento che ha una lampadina, provvisto di una lampadina, e il fotografo ci mette sopra la carta sensibile schermata dal negativo e così si forma l'immagine fotografica. Lei non ce l'aveva. E come faceva allora a impressionare la carta con la luce? Apriva la porta della camera oscura, usciva fuori e dopo aver inserito la carta sensibile e il negativo tra le due facce del torchietto, quella di legno e quella di vetro, ritmava il tempo col polso, il tempo calcolato a mente tra l'altro, e così impressionava la carta fotosensibile. Cioè è da ridere, no? Quella lo faceva per mestiere, la fotografia. E questo per i primi 2 anni, dopodiché ebbe il suo bromografo ed ebbe anche il suo ingranditore, perché all'inizio stampava solo a contatto e quindi la carta e i negativi avevano il medesimo formato. Però c'è un particolare non secondario per il quale lei si distingue assolutamente da qualsiasi fotoamatore anche sofisticato, e cioè la sua daguerre. Lei aveva una fotocamera a banco ottico di grande formato, 13x18, nel senso che poteva inserire nella fotocamera anche negativi grandi 13 cm x 18 cm, non è poco. I negativi che usava lei erano normalmente 6 cm e mezzo x 9, e questo serviva per la fototessera, oppure 10 x 15 cm. Nei primi tempi usò negativi di vetro, come facevano tutti a quei tempi, fino al 43. Poi dal 44 usò i negativi di celluloide, pellicole piane, non le pellicole a rullo che conosciamo tutti noi per le nostre macchine fotografiche portatili. Pellicola piana, cioè ogni negativo era un negativo, serviva per uno scatto. Rullini, ce ne sono 36 di pose, 24 insomma. Ok, per finire sulla cifra stilistica di Rosa Gallucci direi questo, che forse la cosa più importante, più della luce naturale, più del bianco-nero, più del ritocco, il ritocco non te l'ho detto, lei ritoccava sul negativo con una matita che aveva una punta lunghissima. Lei usava delle Faber molto morbide, con la punta morbida e fina, me la ricordo io, era veramente impressionante, sembrava l'ago di una siringa, e ritoccava sul negativo. E perché? Non perché le piacesse perdere il tempo, ma perché levigava le ombre, abbelliva i visi, magari toglieva qualche neo, qualche furuncolino, qualche rughetta, usava il ritocco sul negativo, a volte addirittura usava il ritocco anche sul positivo. Poi che altro potrei dire? Beh, posso finire così. No, ci vuoi dire la cosa più Cosa? per finire ha detto che... Ah sì, brava, grazie. Allora, più del bianconero, cos'è sto più del bianconero? È il rapporto che lei riusciva a instaurare con i clienti, cioè quell'empatia, quell'affabilità che non è di tutti, e in particolare credo dei fotografi maschi, non è che sia pane di tutti i giorni di tutti i fotografi maschi, l'empatia e l'affabilità. Sì, lei riusciva a entrare in contatto con i clienti. Pensate che insomma la clientela era tutta di mammolessi, di paesani, quindi avevano in comune fotografa e clienti tutto un mondo di conoscenze e di sensibilità, di mentalità,
lei era perfettamente integrata nel suo paese, sì. E quando venivano i clienti non è che lei intavolava discorsi, non si metteva mai al centro lei, al centro dei discorsi, ma parlava dei parenti, del cliente, dei vicini di casa, dei familiari, e loro piano piano si distraevano e non ci pensavano più alla posa e, come diceva prima Maria Luisa, si denudavano l'animo, insomma, venivano fuori i sentimenti, quelli veri, quelli che in genere teniamo un po' nascosti. E infatti nelle foto più belle questo credo che sia l'aspetto più notevole. Ovviamente non poteva in tutte le 12.000 foto che ha scattato riuscire a denudare l'animo di un cliente, però nelle foto più belle c'è riuscita e sono tante. Insomma, ce l'ho fatta, Bravissima. Allora io vi invito, dopo questo chiarimento, questa precisazione fatta da Wanda circa le modalità fotografiche della sua mamma, con questo bagaglio di nozione che avete acquisito, di andare a riguardarvi le fotografie, cioè consapevoli di quello che lei vi ha detto, tenendolo a mente, e poi prendetevi il libro che è bellissimo, va bene? Buonasera, grazie. Maria Procopio, gentilissima, insomma, mi ha contattata, mi ha conquistata con un messaggio su WhatsApp. E Maria Luisa, che mi ha conquistata con le sue foto, perché ho visto delle sue foto e veramente Maria Luisa c'ha l'occhio fotografico, è proprio accennata, fotografico architettonico, ha il suo settore privilegiato. E poi insomma tutti quelli che hanno consentito, tutte le ragazze della Biblioteca delle Donne, ho avuto il piacere, Grazie per le ragazze. tutte le ragazze, sì, interessanti della Biblioteca delle Donne, ne ho conosciute alcune veramente simpatiche. Perché io e Ausilia 10 giorni fa circa ci siamo avventurate, siamo andate a Mammola, abbiamo incontrato Antonio Zavaglia, gentilissimo, per ritirare queste foto in maniera tale da averle disponibili poi per l'inizio della mostra, e ci siamo ripromesse, invitate cordialmente, diciamo, da lui a ritornare a Mammola in un momento meno caldo sicuramente, però da poter anche visitare un po' il paese e soprattutto da poterci un po' regalare il tempo di stare insieme e di conoscerci anche meglio. Allora io ti ringrazio veramente infinitamente, grazie a Maria Luisa che ha fatto una presentazione veramente brillante, puntuale, precisa e veramente, ecco, che si è impegnata anche in questo periodo, diciamo, un po' particolare, però insomma l'ha fatto. E lei è una socia della biblioteca che ha a cuore la biblioteca, io sento, l'ho sentito che comunque la biblioteca se le sta molto a cuore, e grazie a Wanda perché lei all'inizio era un po' titubante ad accettare, voleva che si facesse questa presentazione del libro, che si riconoscessero le foto della sua mamma, però poi diceva ma io però non voglio parlare, allora io un po' su questo l'ho convinta a parlare. Ho detto ma non ti preoccupare, troviamo le giuste mediazioni, vediamo insomma, però possiamo farla, e l'abbiamo fatto. E anche io ritengo far vedere le emozioni non è una cosa cattiva, è una cosa molto buona, perché assolutamente, ma non bisogna vergognarsene. È una ricchezza il fatto di poter mostrare quali sono i sentimenti, e in questo caso coinvolgono, ed è ravvisabile anche il legame profondo che evidentemente ci doveva essere tra i figli, tra te e questa mamma, insomma, così speciale. Quindi veramente un grazie sentito, e a nome della biblioteca come omaggio offerto da un nostro sponsor che è la gioielleria Lea Orzino, noi ti offriamo un piccolo segno che è il simbolo di Soverato, tra l'altro. Grazie veramente. E se mi permetti grazie. Un piccolo omaggio, questo catalogo
e insomma il catalogo di una mostra tenuta a Mammola con le foto di Lomax, famoso etnomusicologo statunitense, e le foto di Rosa Gallucci. Grazie. Io spero che con tutte le scrittrici che abbiamo ospitato in questi 3 giorni ci possa essere la possibilità di continuare questo bel rapporto e questa conoscenza che si è aperta e allargare anche ad ulteriori poi possibilità, ok? Quindi ringraziamo Maria Luisa, ringraziamo Wanda Zavaglia. Adesso presentiamo un libro che è il frutto del lavoro, del pensiero e di scrittura della biblioteca, e di questa cosa noi siamo veramente felici ed orgogliose, perché come abbiamo sempre detto la biblioteca non è solo un luogo dove ci si incontra per discutere, che è cosa importantissima, per leggere, per pensare, per riflettere e per portare fuori poi all'esterno nell'incontro col resto della realtà il frutto di questo nostro pensiero, ma la biblioteca è un luogo anche che traduce questo suo pensiero anche in scrittura. Allora, uno di questi progetti che ha promosso Paolo Nuccerelli, che è la precedente presidente della Biblioteca delle Donne, che è sulle interviste impossibili, che ha coinvolto 10 socie della biblioteca. Io mi onoro di aver fatto parte di questo progetto, perché anche la mia intervista, che poi invece è stata trasferita in un altro lavoro, però comunque è nato grazie a questo progetto, e quindi veramente siamo liete, felici, orgogliose di presentare questo lavoro. È stato fatto un libro. Questa sera purtroppo non sono qui presenti, ma per motivi strettamente contingenti, motivi di salute o di famiglia, insomma, ecco. Quindi sono presenti soltanto una parte delle socie, idealmente sono presenti tutte. È presente anche Assunta Di Cunzolo, che l'ha scritta questa intervista, ma oggi che la presentiamo purtroppo non c'è più perché un anno fa ci ha lasciate, però noi la ricordiamo, e quindi per tutto il resto sicuramente saprà fare una ottima introduzione Paolo Nuccerelli, che invito insieme alle socie che hanno scritto le interviste impossibili qui al tavolo. Cari amici e care amiche, finalmente portiamo alla luce questo libro, Le interviste impossibili. La nostra mission della Biblioteca delle Donne, voi sapete qual è? Portare avanti il lavoro delle donne, perché nei secoli, nei millenni sono state cancellate, e quindi bene o male perciò ci chiamiamo Biblioteca delle Donne, affinché si veda quanto le donne pensano, producono e fanno. Quindi io personalmente, perché anche nel femminismo si parte da noi stesse, io personalmente ho sempre creduto che nell'associazionismo si debba fare dei lavori corali, perché se lavoriamo insieme crediamo in un progetto e lo portiamo avanti con le nostre diversità, però portiamo avanti il messaggio finale, che è quello di produrre pensiero. Quindi, anche perché nei millenni, no? Gli uomini, e adesso sarò provocatoria, no? Gli uomini sono più forti, sono focosi, hanno il sangue caldo, sono quindi audaci e quindi possono comandare. Le donne invece hanno il sangue freddo, sono molli, intelligenti ma timide. L'uomo quindi è animale politico, la donna quindi è animale domestico. Bene, questo è Aristotele. Aristotele organizza queste idee in un sistema. E qui ho 2 filosofi, da una parte Maria Grazia e da una parte sono però parlo di Aristotele perché mi piace partire da lì. Perché? Perché questo pensiero di Aristotele poi, così misogino, così divisivo nei generi, è stato ripreso dal cristianesimo,
soprattutto da Tommaso d'Aquino, che è stato il più grande commentatore di Aristotele. E poi siamo arrivati all'illuminismo, e anche se nell'illuminismo c'è stato dei cambiamenti, a un certo punto c'è stato anche Jean-Jacques Rousseau che ne ha detti tutti i colori sulle donne, quindi continuiamo ad avere questa idea malsana che le donne sono in un certo modo, gli uomini in un altro, con questa divisione terribile che ci ha portato a fare le lotte femministe, perché noi non credo che avremmo avuto bisogno delle lotte femministe o della richiesta del voto se fossimo stati considerate tutte uomini e donne, no? Umani con gli stessi diritti, no? E invece siamo andati così. Quindi perciò noi nella Biblioteca delle Donne lavoriamo per questo, per stare bene con gli uomini, non per stare male, per stare bene insieme senza soffrire. E quindi io dicevo, ho sempre pensato che nell'associazionismo c'è bisogno di lavorare insieme con un messaggio. Allora già quando io ero presidente della FIDAPA abbiamo fatto un lavoro corale che era un libro di cucina, 50 soci hanno scritto 50 ricette. Poi successivamente abbiamo avuto il Covid, quando sono diventata presidente io, e a quel punto non potevamo fare più niente, abbiamo avuto un periodo molto pesante di chiusura, di morti, di paura, di legislazione che ci teneva tutte chiuse nelle nostre case. Allora io cercavo di pensare a che cosa si poteva fare insieme, al che mi viene in mente, condiviso naturalmente dalle socie, un lavoro corale che era Noi al tempo del Covid, e molte di noi abbiamo scritto una specie di diario delle nostre esigenze o dei nostri desideri o di quello che abbiamo fatto durante il periodo Covid. Io parlo del 2020. Mentre tornavo, sempre nel periodo Covid, ci ho avuto un problema di salute mio marito ed era in ospedale e potevo andare e venire da Germaneto perché avevo la possibilità di andare per un motivo di salute. Quindi andavo e venivo e sentivo la radio in macchina. A un certo punto, all'inizio della galleria, sento le interviste impossibili, quella di Umberto Eco che intervistava Beatrice di Dante Alighieri. Mi piace questa intervista, io l'avevo sentita nominare, però non l'avevo mai sentita. E poi Beatrice parlava toscano, quindi io mi sono sentita abbastanza a casa con questa intervista. Esco dalle gallerie e chiamo il gruppo delle 4. Ora, all'interno della biblioteca avevo fatto un gruppo ristretto nel momento in cui ero presidente, con la vicepresidente, la segretaria e con Marisa Rottirotti, che è stata una delle presidenti, la prima presidente della biblioteca. Gruppo di lavoro, perché ci eravamo trovate anche per altre cose insieme. Chiamo il gruppo delle 4, a una dico: ho avuto un'idea, che ne pensate? Le facciamo le interviste impossibili? E loro già mi dicono: sarebbe bello, ma sarà difficile, sarà impossibile, chi si mette in gioco? Allora poi abbiamo fatto un direttivo, nel direttivo c'erano altre socie e è andata avanti, siamo arrivate al punto in cui abbiamo detto: pensiamoci. La mia idea principale era quella di mettere in scena le interviste impossibili, in cui c'era un'intervistatrice e una attrice, in cui mettevamo in scena una personaggia che ci sarebbe magari piaciuta, interessante per noi singolarmente, e dovevamo partire così. E abbiamo cominciato a dire: ma chi lo fa, chi non lo fa? Perché il problema, e ricomincio da Aristotele, che noi donne abbiamo paura di metterci in gioco, perché sono 2500 anni che ci dicono che non siamo incapaci, e quindi tutte le mie amiche dicevano: ma chi lo fa? Ma chi sarà in grado? Chi sarà in grado? Allora, siccome io sono una irruenta, anche se magari non ho le capacità, però mi metto in gioco, al che cosa faccio? Siccome, e parto sempre da me, quando le mie figlie hanno fatto la comunione,
volevo fare il solito regalino della comunione, e allora ho regalato un libro, perché il libro è importante. Ho detto almeno il libro non si butta. E quale libro avevo regalato? Avevo regalato Io Caterina di Edgarda Ferri. Allora avevo legato questo libro e l'avevo già letto. Nel frattempo però a me piacciono molto le mistiche, perché pur non essendo una cattolica osservante, ma sono anzi agnostica, mi piace molto il misticismo, perché è un percorso bellissimo. Avevo letto moltissimo di Teresa d'Avila, avevo letto La vita, avevo letto Il castello interiore, così, e mi sta molto simpatica Teresa d'Avila. Allora ho detto bene, allora io faccio Teresa d'Avila. Una nostra carissima socia, nonché presidente, Fulvia Geraciotti, dice no, ma Teresa d'Avila piace a me, lasciala a me. Allora io dico vabbè, allora mi prendo un'altra mistica, mi prenderò Caterina, visto che è di Firenze, Toscana, e quindi magari la sento più vicina a me. E mi sono presa Caterina perché già la sua biografia l'avevo letta, fra l'altro una biografia che mi era piaciuta, e quindi comincio a scrivere e in 3-4 giorni, perché poi io quando mi metto a lavoro 10 ore al giorno, scrivo una intervista, che non è che l'ho fatta bene, io l'ho fatta velocemente, perché dovevo dimostrare alle altre socie che se ce l'avevo fatta io potevano farcela tutti. Ecco, questo è stato lo scopo della mia prima scrittura. E ho fatto anche una cosa un po' lunghetta e anche un po' noiosa, devo dire la verità, tant'è che la prima mia intervista durava 40 pagine, 50 pagine, poi l'ho ridotta a quello che c'è adesso nel libro. E successivamente altre socie hanno accolto questa idea, piano piano. È stata una cosa molto lenta, devo dire la verità, perciò siamo arrivati al 2024, perché intanto che c'è stata la revisione, intanto che abbiamo deciso che cosa fare, allora le socie, e non in ordine cronologico delle socie come hanno consegnato il materiale, ma in ordine cronologico delle personaggi, sono Antigone, che l'ha scritta Pina Tropea, poi Ipazia Lilli Rosso, Trotula di Ruggero, che l'ha scritta Maria Teresa Grillone, Santa Caterina da Siena, la sottoscritta, Christine de Pizan, Marisa Rottiroti, che è malata, se no sarebbe stata qua in questo momento, Santa Teresa d'Avila, Rosa Filia, Artemisia Gentileschi, Nuccia Fragalà, Olympe de Gouges, Maria Grazia Riveruzzi e Eti Illesum, Assunta di Cunzolo. Ora, come sono nate queste personaggi? Perché ognuna di noi ha una motivazione, no? Come quando uno scrive un libro o come sceglie un libro, va a vedere un film, si sceglie sempre qualcosa che è vicino a noi, è diverso, in qualche modo ci dovrebbe piacere, dovrebbe essere, e quindi le motivazioni lo dovrebbero dire le singole socie. Ovviamente contiamo, visto che siamo solo in 3 in questo momento qua, contiamo di ripresentare questo libro quando saremo un po' di più, anche perché io sarei testarda e c'è qua Emanuela Pennacchi, che sarebbe la mia intervistatrice, e io dovrei fare, forse se ridimagrisco, Santa Caterina da Siena, perché doveva essere emaciata, perché voi sapete che è morta di consunzione a 33 anni, quindi dovrei fare un po' di dieta per poter interpretare Santa Caterina. Solo il discorso della mia pronuncia può salvarmi, perché se voglio parlo un pochino più toscano di adesso. E quindi che cosa vi devo dire più prima di passare la parola alle mie amiche socie della biblioteca? Ho detto quasi tutto. Ho detto che praticamente il lavoro è stato curato da Marisa Rottiroti e Lilli Rosso, nel senso che hanno fatto sia la correzione delle bozze, anch'io un po', ma più che altro loro, sia hanno curato
la prefazione, hanno scritto loro la prefazione. Nella realtà diciamo la responsabile del gruppo di lavoro era Lilli Rosso, che poi in questo momento non c'è, per motivi di famiglia è fuori e quindi non ce la può illustrare, e hanno fatto un grande lavoro. Il mio lavoro è quello che, siccome a me piace molto la grafica, dico la verità, e piano piano ho imparato, mi hanno insegnato più che altro le mie figlie, che sono abbastanza brave, e quindi sia il layout tipografico all'interno del libro che la copertina l'ho realizzata io. La copertina è fatta da tutte le personaggi, e quindi la prima è un autoritratto di Artemisia Gentileschi, qua è Olympe de Gouges, Teresa d'Avila, e dietro ci sono le altre personaggi. Copertina molto semplice, ma mi sembrava carino, ma poi mi piaceva molto il fatto che loro tre ti guardano in faccia per dire: io esisto, io ci sono stata, io ho fatto qualcosa, tanto che ho fatto qualcosa che oggi tu mi parli e mi fai parlare. Ora, per terminare, ho trovato poi una frase di Virginia Woolf all'inizio del libro che vorrei leggervi, perché questo penso che sia anche la mission della Biblioteca delle Donne, il core business, come volete voi, quello che noi vogliamo, che è: continuerò ad azzardare, a cambiare, ad aprire la mente e gli occhi, rifiutando di lasciarmi incasellare e stereotipare. Ciò che conta è liberare il proprio io, lasciare che trovi le sue dimensioni, che non abbia vincoli. Qui l'ha scritto Virginia Woolf in Diario di una scrittrice, e l'abbiamo messo come prima pagina del nostro libro. Ora, per terminare, anche per prenderla con leggerezza, vi leggo un piccolo stralcio di quello che ho scritto io, a pagina 70, che vi volevo far vedere. Uno, come volevo che venisse interpretato; due, come è fatto. Per esempio la mia intervista, perché ci sono interviste, ognuna delle socie ha fatto interviste auliche, hanno fatto interviste ben sostanziose da un punto di vista culturale, concettuale. Io ho fatto molto semplice. Perché l'ho fatta anche semplice? Perché Caterina era una ragazza ignorante, analfabeta, che aveva solo una grande passione, infatti è la santa del fuoco. E quindi io l'ho pensata ovviamente come una ragazza intelligente, sicuramente, forte, focosa, a differenza di quello che dice Aristotele, ma nello stesso tempo ovviamente era una donna, una ragazza dei suoi tempi, una semplice. Quindi a un certo punto lei a 7 anni fa voto di castità, no? Allora l'intervistatrice, che sarebbe in questo caso Emanuela, gli dice addirittura: ma se eri una bambina, gli fa l'intervistatrice, e poi per stare in disparte non ti sarebbe servita una stanza tutta per te, a favore della libertà femminile, come ha scritto Virginia Woolf 500 anni dopo, no? Le dice: quindi perché ti sei voluta chiudere in questa famiglia? Insomma, c'è questa domanda: ma perché tu da così piccola hai deciso di essere altro dal tuo destino segnato di donna e madre? E le dice, ora lo dirò un po' più in toscano perché lei parlava in toscano: posso convenire, ma se quando ero cittina, che cittina significa bambina piccola, se quando ero cittina e non sapevo né leggere né scrivere e non avevo idea di chi ero e di che cosa volevo dalla vita, ma una cosa l'avevo capita: non volevo essere come la mia mamma, sposa a 16 anni, che non aveva fatto altro che partorire 24 figlioli in poco più di 20 anni, e la peste, le malattie gli hanno portato via la maggior parte dei miei fratelli e delle mie sorelle, compresa la Giovannina, la mia sorella gemella, che avevo dato a balia. Rifiutavo questo modello di donna con tutte le mie forze. Mia madre, oppressa da problemi di casa, non mi capiva per nulla e non abbiamo avuto buoni rapporti, è vero, ma del resto
quale ragazza adolescente è mai amico o complice della sua mamma? Ok? Bene, questo sarebbe diciamo, il tono di quasi tutta la mia intervista. Perché? Perché ovviamente io ho riletto Caterina col mio sguardo di donna del 2020, quando l'ho scritto, col mio sguardo di donna femminista. Naturalmente io sono stata fedele alla sua biografia, sia chiaro, e tutta la bibliografia che ho letto ne dimostra cosa. Però io ho avuto questa voglia di far vivere Caterina in un certo modo. Adesso passo la parola in ordine cronologico a Pina Tropea, che parlerà di, non lo so, di che cosa. Buonasera a tutti. Per prima cosa voglio ringraziare le organizzatrici di queste bellissime serate. È stata una serata veramente di comunicazione autentica, ma anche le altre serate. Voglio ringraziare la Presidente della biblioteca perché nel parlare del nostro libro dice: questa sera sarà presentato l'importante libro Le interviste impossibili. Allora io mi domando, no? E le domando, quando un libro è importante? Qual è il libro che è importante? Se è importante per chi l'ha scritto o è importante per chi l'ha letto? Cioè, parlare di un libro importante significano tante ma tante cose. Io mi limito semplicemente, perché non la voglio tirare lunga, sono molto sofista alcune volte, ma voglio essere breve. Mi limito semplicemente a citare Massimo Recalcati. Si possono citare gli uomini, grazie a Dio, per merito della nostra Presidente che ha portato l'editore Rubettino, per la prima volta un uomo nelle manifestazioni delle donne. Di questo veramente le devo dire grazie. E allora con Massimo Recalcati vi dico qual è il libro importante, secondo lui. Intanto è il libro che si ricorda col passare degli anni, ricordi dove l'hai letto, ricordi i personaggi, ricordi le emozioni soprattutto che ti ha dato il libro. Il libro di cui non ricordi niente, come l'ultima cinquina, vi dico la verità, del premio Strega dell'anno scorso. Io ho letto tutto, ma non mi ricordo niente, perché sono libri che non erano importanti per me. Massimo Recalcati dice: il libro importante è il libro che ti legge, non che tu leggi. Quando tu leggi un determinato libro dici: ma questa esperienza l'ho vissuta io, anche se è un'esperienza completamente diversa. Queste sono emozioni che ho provato io, anche se sono esperienze ed emozioni che forse noi lontanamente abbiamo vissuto. E quello è il libro importante. Non ci sono libri importanti. Io, per essere sincera, come è mia consuetudine, parlo con un grande disinvoltura. Non ero d'accordo alla pubblicazione del libro, perché un libro, per essere importante, deve aggiungere qualche cosa di nuovo a ciò che già si conosce. Io non lo so se mi sono sforzata comunque di aggiungere qualche cosa di nuovo, però si era rimasti che il libro sarebbe rimasto all'interno della biblioteca. Non lo so, è stato portato, pubblicato, presentato. Paola, grazie ti dico, ma io vi dico la verità, l'ho letto una volta e l'ho riletto adesso, mi vergogno di quello che ho scritto, perché lo trovo così insignificante, no? Cioè, quando si scrive bisogna, le parole, come si suol dire, sono pietre, sono pesanti e quindi debbono essere dette per bene, debbono restare nella mente e soprattutto, ricito Recalcati, debbono leggere nel cuore, altrimenti sono parole inutili, parole vuote, se non trasmettono concetti nuovi e se non trasmettono emozioni. Allora, finisco qui. Io ho fatto una piccola... No, ho fatto un'intervista su Antigone. Antigone è un mito, però non voglio parlare della mia intervista, perché mi sembra di... Scusa Paola, non è perché tu hai fatto l'esempio, è che lo dico. Non voglio anticipare quello che le altre non possono dire questa sera. Questo libro, definito importante dalla nostra Presidente, ha la sua importanza però.
e l'importanza che è stato, viene fuori dal lavoro di tutte, di più persone. L'importanza di questo libro è solo questa. Io non so se qualcuno si riconoscerà o si emozionerà sentendo Antigone o Teresa d'Avila o Santa Caterina da Siena o la Olympe de Gouges. Non so se qualcuno si emozionerà, però c'è questo lavoro collettivo che abbiamo fatto che dà un minimo di importanza, ma il libro non è importante, scusate se lo dico con grande franchezza. E questa è la riprova che lei, che ha fatto un ottimo lavoro, poi dice vabbè no, però scusa, l'abbiamo fatto, ci siamo messi in gioco. E adesso Maria Grazia. E Antigone? Non ne vuole parlare? Ah, non ne vuole parlare. Perché ne parleremo poi approfonditamente, l'abbiamo detto, quando ci saranno anche le altre socie. Di Antigone vi voglio dire una sola cosa, giusto perché dice perché non parli. Io non sono abituata a prepararmi i discorsi perché vado a braccio e passo da una parte all'altra. Quando ho conosciuto Antigone, io l'ho conosciuta che avevo 17-18 anni e facevo la militante nel Partito Comunista. E allora c'era questo, nella federazione giovanile, e avevamo i nostri miti, che erano Che Guevara, il leader massimo Castro, no? E poi qualcuno ha nominato una frase, ha detto una frase, dice noi dobbiamo rispondere non al dittatore, ma dobbiamo rispondere alle leggi non scritte, quelle che non sono né di ieri né di oggi, ma sono di sempre, e nessuno sa chi le ha poste, e nessuno sa dove sono state poste. E lì è nato il mito per me, è nato il mito di Antigone. Basta, chiudo qua. Grazie e vi chiedo scusa. Allora, per me questo testo, come dice Maria, è molto importante, ma non per quello che ho scritto o hanno scritto, ma per quello che gli altri o le altre potranno leggere e capire l'esistenza di certi personaggi o personagge che non conoscevano e che non evincevano dai testi scolastici, perché noi abbiamo una scuola dove il maschile prevale, dove non ci sono nomi di donne che hanno scritto, che hanno compiuto gesta. Insomma, la storia delle donne è completamente occultata. Quando noi sentiamo gli uomini primitivi vivevano nelle grotte, gli uomini primitivi comprendevano anche le donne. E quindi perché questo testo è importante? Perché noi avevamo scritto non solo perché la biblioteca è un laboratorio di pensiero e di scrittura, ma anche perché le scuole, gli studenti conoscessero personaggi che non sono nei testi, e quindi diciamo una piccola rivoluzione per poter acculturare e dare anzi alla cultura una connotazione democratica, perché nel demos c'è uomo e donna, uomini e donne, senza le donne non è demos, non è democrazia. E questo, diciamo, io a questo punto devo ringraziare Paola per l'input, per queste interviste possibili, perché assolutamente senza il suo incipit non avremmo mai pensato di riesumare dei personaggi che in fondo nella nostra, diciamo, nel nostro iter culturale abbiamo incontrato. E io personalmente ho incontrato Olimpia de Gouges, che è il personaggio che ho scelto, durante un progetto come insegnante che ho fatto a scuola nel liceo scientifico. Il progetto era intitolato La donna nel cinema e nella storia e aveva la finalità di trarre dalle immagini anche un'ispirazione per gli studenti per prendere il libro e approfondire alcune tematiche che si vincevano dalle immagini, dai film. E molti di questi input di molti di questi personaggi erano ovviamente sul mio suggerimento dei personaggi femminili. E in questa occasione, approfondendo appunto la storia e grazie alla biblioteca che ha le finalità di divulgare, diffondere e approfondire i saperi delle donne, noi abbiamo potuto approfondire anche lo studio di figure femminili. In questo caso io ho incontrato Olympe de Gouges. Ovviamente devo
dire perché ho scelto nelle interviste Impossibile Olympe de Gouges. Perché io in questa figura ho trovato molta specularità. Io sono un temperamento molto impulsivo, un ariete, e penso che anche Olympe de Gouges dall'esperienza, da quello che ho letto, non si faceva scrupoli nel dire la verità, di dire il suo pensiero, le sue idee politiche, sociali, economiche, di contrastare soprattutto anche il potere giacobino, perché lei visse nella seconda metà dell'Ottocento durante la rivoluzione francese, di cui fu una protagonista assoluta, perché scrisse contro la dichiarazione dei diritti degli uomini una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, proprio come contrasto, diciamo. E quindi Olympe de Gouges è una figura emblematica, una figura che è pioniera del femminismo emancipatorio, perché lottò per i diritti della donna, ma possiamo dire anche che lottò. Oggi si parla di filosofia intersezionale, e lottò anche contro la schiavitù dei negri, contro la schiavitù del matrimonio, contro i conventi, la monacazione forzata delle fanciulle in convento. Diciamo, si occupò di tanti quei temi che ancora oggi noi affrontiamo, quindi è una figura attualissima, ma nello stesso tempo lei lottava contro tutte le discriminazioni sociali e economiche che esistevano in quell'epoca. Non si fece scrupolo di denunciare un Marat, di denunciare un Robespierre, di denunciare chiunque si fosse macchiato di crimini contro i più deboli, contro i più fragili, e per lei la fragilità è rappresentata soprattutto dalle donne. Inoltre Olympe de Gouges, oltre il temperamento che è molto simile al mio, dicevo un temperamento da guerriera, un tempo ero considerata una guerriera, era anche molto coraggiosa, ma un coraggio che sfociò addirittura nella temerarietà, perché sfidando il potere giacobino, per cosa la portò? La portò poi alla decapitazione. Ma questo personaggio mi colpì non solo per questo temperamento verace, diciamo, ma anche perché è precursore di alcune stanze tematiche che noi ancora oggi portiamo avanti nel femminismo. E precisamente nella sua dichiarazione dei diritti della donna e del cittadino esorta le donne a costruire una rete, una relazione di genere per diventare soggetti attivi sia del proprio destino e sia nella società, cioè farsi protagonisti e soggetti. Lei stessa mette in gioco tutta la sua vita, e quindi si mette in gioco come testimonianza reale per le donne. Dice: io mi metto in gioco, sono qui, guardatemi e imitatemi, non siate timide, non siate introverse, non abbiate paura, io lo faccio, seguitemi. Si tratta quindi, il testo della dichiarazione della donna e della cittadina, si tratta di un testo molto risoluto e drammatico, in cui traspare la sofferenza di Olympe de Gouges per ogni forma di ingiustizia sociale e politica, e soprattutto perché il potere aveva declassato il potere dei legislatori, circa la metà del corpus sociale. E l'autrice passa infatti in rassegna i punti cruciali della sua protesta sociale: la cecità nei confronti della condizione femminile, nei confronti dello stato giuridico della donna coniugata, che vede nel matrimonio e sente che il matrimonio è una gabbia, una schiavitù, né più né meno come la schiavitù dei negri nell'America delle colonie. Il flusso aneddotico che invade l'ultima parte della dichiarazione della donna riflette una concezione del politico inscindibile dal privato. Perché?
perché noi riteniamo che la politica nasce dal privato e lei nella sua dichiarazione non fa altro che portare alla luce delle microstorie personali da cui si evince il malcostume della società francese dell'epoca e di cui lei è vittima, perché fu accusata o addirittura di avere un rapporto incestuoso con il figlio, di essere un'analfabeta, di non avere uno stile nel suo scritto, perché lei, oltre ad essere una pensatrice, una politica, era una drammaturga, scrisse tantissimi testi teatrali, tanti saggi, tanti pamphlet, e in tutti questi molti spunti autobiografici. Il privato emergeva sempre. Lei era una figlia illegittima e difese l'uguaglianza dei figli legittimi con quelli illegittimi. Difese, ripeto, le fanciulle che erano costrette alla monacazione, difese la schiavitù dei negri e rivendicò la libertà dei negri come quella delle donne. Contro l'interdizione della parola femminile l'autrice si oppone, si espone, dice la verità, scrive saggi teatrali, tutti con spunti autobiografici. Si identifica nella sua opera e si definisce una musa barbara, perché, ripeto, nessuno gli aveva insegnato scrivere, fu un'autodidatta. Una donna, dice, al di sopra del ridicolo, un uomo coraggioso, così si definì. Difese con forza e sagacia l'autonomia della scrittura femminile nei confronti della scrittura maschile, contro i detrattori che l'accusavano. Vorrei leggervi poche righe di Olympe de Gouges a proposito della scrittura, che secondo me è il tema anche di questo festival, no? Dice: ho difeso strenuamente l'autonomia della scrittura contro la supremazia della parola maschile. Molti suoi scritti non furono pubblicati, i suoi drammi non furono rappresentati. Consapevole delle mie manchevolezze stilistiche e linguistiche a causa dell'uso del dialetto di Maubamban, ribattei con determinazione e dice: sono fiera della mia originalità, frutto del mio genio, sono una musa barbara, la mia ignoranza è fonte della mia creatività e io non devo nulla agli uomini, io sono la mia opera. E se anche possedessi l'arte di Voltaire, la metterei da parte per mostrare la verità e parlare col cuore. Io penso che qui e in queste parole sta la differenza anche con la scrittura maschile. Posso dire che con queste parole siamo entrate nel cuore della tematica del festival e Olympe de Gouges ne è una rappresentante. Sto dicendo perché ho definito importante questo libro, perché Pina giustamente ha chiamato in causa la mia definizione. Allora, ho chiamato importante questo libro perché lo ritengo realmente importante. Innanzitutto per me è stato un riconoscimento alla biblioteca, un riconoscimento alle donne della biblioteca. L'ho detto prima, lo torno a ripetere, che si sono messe in gioco, hanno fatto questa fatica di cui avete parlato, perché quando si pensa e quando si scrive si fatica, non è un lavoro semplice, e quindi si sono misurate con la scrittura. E per me è importante aver messo al mondo comunque questo pensiero, perché io immagino, avendo fatto parte anche di questo processo di scrittura, che ognuna di noi si è messo, come dire, con un proprio desiderio, si è approcciata a queste figure perché comunque dicono qualcosa di se stesse e dicono qualcosa rispetto al percorso di femminismo che si è intrapreso, al percorso nel modo in cui si intende interpretare la propria presenza nel mondo. E ritengo veramente, come dire, che quando una donna si assume e si dà l'autorizzazione alla libertà a prendere parola, e questa parola
non solo a dirla, no? Ma a metterla per iscritto, e quando la si mette per iscritto si assume una grande responsabilità nei confronti, anche diventa un prodotto, come dire, una creatura, non un prodotto, diventa una creatura, il libro relazionale, perché a quel punto non appartiene solo a chi l'ha scritto, ma appartiene, come dire, lo consegniamo, no? E allora diventa una relazione che si crea tra chi ha scritto e il lettore o la lettrice che legge. A quel punto diventa un ponte, o diventa anche una fonte di discussione e di confronto, ma comunque se ci si è messa l'anima, il proprio pensiero in quello che si è scritto, e lo si colloca, come questo libro, all'interno del proprio percorso di femminismo, perché io lo definisco importante perché non è nato dal nulla, ma è nato dal lavoro che da 30 anni questa biblioteca fa in relazione politica e come presenza importante all'interno della città. E allora per me questo libro ha valore, ha importanza, ed è un lavoro politico che ritengo che noi dobbiamo dare la massima diffusione e valorizzazione. Grazie, ci ritroviamo al teatro, e la chiusura del festival io direi che la facciamo al teatro. Io voglio chiamare sul palco le persone con cui da mesi condividiamo la realizzazione di questo lavoro: Silvia Siciliano, Alessandra Merola, e l'altra socia in questo ancora non è arrivata, e loro vengono, il gruppo di lavoro praticamente, quello che in questi mesi ha tenuto un po' le file, il coordinamento e della realizzazione di questo festival. Però diciamo che noi rappresentiamo poi tutta la Biblioteca delle Donne di Soverato. Io mi auguro che voi la conosciate questa realtà, è una, come dire, una presenza estremamente importante e significativa che opera nel panorama culturale della città di Soverato, ma di tutto il comprensorio della regione, e anche io dico che è conosciuta anche a livello nazionale. Noi siamo una biblioteca specialistica femminista. Portiamo avanti il pensiero delle donne, promuoviamo i saperi, promuoviamo l'autorevolezza, come dire, del pensare e dell'agire femminista, e questi 3 giorni li abbiamo pensati proprio in questa direzione qui. Abbiamo invitato a dialogare con noi delle scrittrici che abbiamo ritenuto che avessero, come dire, un livello di scrittura significativa che potesse servire attraverso un confronto a rappresentare la realtà nel senso della, come dire, della valorizzazione delle differenze, in primo luogo quella delle donne, ma poi di tutti i soggetti. E quindi ecco, abbiamo, diciamo, avuto questi 3 giorni molto intensi e molto partecipati anche, che speriamo non si tratti soltanto della prima esperienza. Quest'anno è la prima edizione di questo festival, però è andata abbastanza bene, quindi speriamo che questa sia la prima edizione, che si possa ripetere negli anni successivi. Ringrazio, attraverso le collaboratrici, diciamo, del gruppo di lavoro, tutta la Biblioteca delle Donne, che ci siamo veramente impegnate tanto, ognuno nel modo in cui ha potuto, quindi veramente un grazie di tutto cuore, di vero cuore a tutti quanti. Abbiamo fatto questi ringraziamenti all'inizio, ma io li voglio ripetere anche se le autorità non sono presenti. Ripeto, un grande ringraziamento all'amministrazione comunale di Soverato, che veramente ci ha sostenuto in tutti i modi proprio possibili e immaginabili, ci è stato veramente vicino, agli sponsor che a vario modo, diciamo, hanno voluto sostenere questa nostra manifestazione. E poi ringrazio tutti voi che siete qui. Spero che riusciamo, come dire, insieme a godere ed apprezzare in questa bella serata in cui riusciamo a respirare anche un po' di aria fresca, che riusciamo ad apprezzare il messaggio che questa opera, diciamo, di questa tragedia ci vorrà rappresentare. Allora, la figura di Medea che viene tratteggiata in questo spettacolo, diciamo, è una rielaborazione originale che il Teatro del Carro, in particolare il regista Luca Michienzi ed Anna Maria De Luca, che è l'attrice protagonista, hanno voluto fare nel lavoro di ricerca che da anni loro fanno proprio su questa figura, sulla figura di Medea. Si ispira alle tragedie di Euripide, di Corrado Alvaro, anche alla versione, diciamo, originale che ne ha data anche Christa Wolf, e ad altri autori, anche il lavoro di tuo padre, voglio dire, Pino Michienzi, che insomma l'ha portata avanti da anni. Presenta una Medea originale, appunto, che non, come dire, che
ha una sua verità da raccontare, una sua verità da raccontare da donna in una società che invece tende, come dire, ad affermare il principio maschile maschilista, no? In cui questa Medea, che viene accusata di terribili atrocità, invece ha una sua verità da raccontare da donna, e questa sua verità attraverso la quale lei vuole mostrare che le colpe che le vengono attribuite non sono colpe sue, e quindi, come dire, mette in discussione l'impianto sociale nel quale queste scene si svolgono. Però rispetto a questo sicuramente Luca, che è il regista e che sono appunto lui uno degli autori della rielaborazione originale, sicuramente avrà molto più da me da dire, e quindi io gli passo la parola e vi ringrazio nuovamente veramente tanto di essere qui con noi questa sera e speriamo di rivederci il prossimo anno. Grazie. Allora, intanto